Il grande calcio non si ferma mai perché l'eccellenza deve recuperare ancora tante partite. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal campo di Castiadas per il recupero della 18ª giornata del campionato tra Castiadas, padroni di casa, e la squadra di Bosa. Le due squadre sono schierate in campo agli ordini dell'arbitro di oggi, Eleonora Pili della sezione di Cagliari, ed eccolo qua, il calcio d'inizio. Pallone che viene rimesso ancora per Carboni, il pallone in mezzo per Mastromarino che mette subito in rete. Il gol del vantaggio del Bosa con un tocco sotto pericoloso. Ancora Paolo Carboni prova a lanciare in profondità, ancora per Marino, Mastromarino con il sinistro questa volta. Facile a terra Zarzo. Di Angelo di prima per Carboni, prova il controllo, lo scambio ancora con Ruggio, entra in area di rigore, pallone in mezzo, Mastromarino si mangia il raddoppio. Calcio di punizione, si può battere, pallone tagliato, ancora verso il portiere con Zarzo su tutti i Kingolani. Pallone tagliato, pallone per in mezzo proprio per Kingolani, Tacchini, poi il tiro e finisce proprio centrale sulle mani di Secchi. Adesso il pallone in mezzo, è regolare il pallone con il pallone che poi viene fermato. Usai non riesce a mettere, a inquadrare la porta, aveva fatto tutto bene. A difendere invece tutta la difesa del centrocampo del Castiadas, palla tagliata, ancora in mezzo c'è il colpo di testa insidioso di Carboni, palla che esce di pochissimo, ha tagliato sul primo palo per Unali, ancora Mastromarino, si fa vedere Riu sulla destra, Mastromarino parte, il tiro per Zanon, due tempi, anzi scusate, Zarzo per in due tempi, non è riuscito ad arrivarci l'attaccante del Bosa. Un lancio anche in profondità per Mastromarino, Mastromarino ci prova con il sinistro e c'è il raddoppio. Del Bosa sull'asse, Carboni, Mastromarino e sono 2-0. Mastromarino in vantaggio, Giuliani perde però il pallone, ancora Mastromarino all'indietro per Dieng, il tiro respinto con Di Angelo a controllare, si fa vedere Dieng sulla sinistra, Di Angelo porta palla, parte il tiro anche di Di Angelo. Diagonale, perfetto, si insacca e c'è il 3-0 per il Bosa. L'intervento di Zanon che viene fermato per l'ennesima volta, Mastromarino, pallone per Carboni, la girata del numero 11, pallone troppo alto sopra la traversa. Allora è Di Angelo che parte ancora a tagliare la difesa, il pallone in mezzo questa volta. Esce in presa sicura Zarzo, a Di Angelo adesso con lo scarico per Carboni, il nuovo entrato, palla fuori di pochissimo. Anzi mette lui in fallo laterale, allora Pischedda, ancora per Unali, sempre Pischedda può rimettere in mezzo il pallone dove c'è Mastromarino, non ci ha creduto, è andato molle sul pallone, poi lo scarico, prova prestazione offensiva, ancora Mastromarino, il tiro con il sinistro, palla fuori, questa volta non c'è deviazione, palla sul fondo. Il lancio dalla parte opposta per Dieng, il controllo ancora con Mastromarino che rientra sul destro, anticipato all'ultimo dall'intervento di Zanon, provvidenziale il tocco del numero 5, e ancora Unali, lo scambio con Carboni, prova a dare Carboni da solo e l'uscita di Zarzo finisce la partita, il triplice fischio e allora finisce qua con il 3-0 del Bosa che spugna il campo del Castiadas.